Amici sintonizzati su Rai Sport Satellite, buonasera. Continua la telecronaca dalla Fiera di Verona, una telecronaca che avevamo iniziato su Rai 3 nel corso della rubrica Sabato Sport e si riferisce alla categoria 2 percorsi in attesa del Gran Premio di Coppa del Mondo in programma domani. Riposano i cavalli che saranno protagonisti domani, non i cavalieri e le amazzoni, che stanno dando vita a un piccolo gran premio davvero di alta qualità. Per ora sono 14 i percorsi netti ed è in campo per l'Italia Juan Carlos Garcia che monta Toronto Van de Paderborn. Abbiamo visto l'errore appena entrati in diretta, il tempo di 66,53, dunque non può qualificarsi per il secondo percorso. In verità il regolamento prevedeva che il miglior 25% rispetto al percorso base potesse accedere al secondo percorso e in effetti è così, però i netti sono già 14, ben oltre questo 25%, per cui passeranno d'ora in avanti soltanto i netti. Linea Lorenzo Roata a bordo campo. Siamo con Garcia, peccato addirittura alla fine. Sì, comunque sono contentissimo perché è la sua prima esperienza internazionale e credo che è un cavallo che avrà futuro. Testava il cavallo e ha avuto buone indicazioni comunque nonostante l'errore nel finale. Ora toccherà a Tina Lund in sella a Zamiro. Per chi si fosse posto in ascolto soltanto adesso e non avesse seguito la parte iniziale su Rai 3, vi ricordo che la classifica è stilata in base alla somma di penalità conseguite sui due percorsi dai vari binomi. In caso di ulteriore parità di penalità classificherà il tempo impiegato sul secondo percorso che cambierà connotati, nel senso che l'ingresso in campo sarà inverso rispetto alla classifica occupata nel percorso base, per cui il migliore, il netto con la miglior velocità, il miglior tempo, partirà per ultimo, avrà da questo certamente un vantaggio. In campo Tina Lund per la Danimarca in sella a Zamiro, riprese affidate all'esterna 1 di Bologna, regista è Anna Cristina Giustiniani. La biondissima Tina Lund con Zamiro, un'ammiratrice di Marcus Henning, che attualmente è uno dei migliori cavalieri nel panorama internazionale. Ha partecipato a 19 Coppe delle Nazioni per il suo paese. Non è ancora arrivata una vittoria per lei, che però si toglie una grande soddisfazione e ha ottenuto il netto in 64,65. Dunque 15° binomio ammesso a disputare il secondo percorso. Ed ora un tifo quasi da stadio per un altro binomio italiano. Entra in campo Vincenzo Chimirri con Ascol Campino, un cavallo di 11 anni di origine tedesca, è un Holsteiner. Intanto abbiamo rivisto una fase rallentata del percorso di Tina Lund. Vincenzo Chimirri, cavaliere calabrese che ha rappresentato colori italiani all'ultima Olimpiade di Atene, molto affiatato con Rosa, con la quale ha ottenuto un titolo assoluto. Vi ricordo anche che domani assisteremo a un Gran Premio molto tirato. La chiave può essere individuata nel duello fra il brasiliano Rodrigo Pessoa e lo squadrone tedesco, e proprio Rodrigo ha messo in fila gli avversari nella categoria a tempo di qualificazione per il Gran Premio di domani. Il più veloce in sella Richmond Park, in seconda posizione Meredith Michaels Beerbaum con Checkmate, poi Lars Nyberg con Loreana, quindi Ludger Beerbaum con Champion d'Ulysse, e fra i primi splendido, migliore degli italiani, Giuseppe Rolli con Kilian. Ma intanto non dobbiamo sottrarre tempo e spazio a Vincenzo Chimirri, che sta andando molto bene, parte conclusiva del percorso ideato dallo chef de piste, dal direttore di campo Giovanni Bussu. Questa è una delle
addirittura più difficili. C'è purtroppo errore sull'elemento d'ingresso della doppia gabbia, un po' di fortuna in uscita, bene sull'Oxer conclusivo e una smorfia per Kimirri. Vincenzo non ha gradito quell'unica disattenzione in entrata di doppia gabbia, restano 4 le penalità per lui, ma andiamo a sentirlo direttamente al microfono di Lorenzo Roata. Sì. Vai Lorenzo. Eccoci qua con Vincenzo Kimirri. Un pochino vicino sull'entrata e tocca in ricaduta, si è dovuto tirare indietro, pizzica in ricaduta, ma trovavo che saltava molto bene il cavallo. Riletto per intero il suo errore. È sempre lucido Vincenzo nell'analisi di quanto accaduto poco prima, sempre a caldo e difficile. Intanto Jean-Claude Vangenberg per il Belgio con Osta Rax Quintus, uno stallone di 11 anni di origine belga. Jean-Claude Vangenberg, classe 1962, per lui tanti successi, ha partecipato ai giochi di Seul con Piquet, di Barcellona con l'indimenticabile Queen of Diamond. Dobbiamo dire che questo cavaliere ha all'attivo tantissimi successi, fra cui 2 vittorie nel Gran Premio ad Aquisgrana e altrettanti successi nel Gran Premio Roma a Piazza di Siena. Dunque cavaliere di grande esperienza che cercherà di essere il 16° ammesso al secondo giro, anche se non è proprio a parlare di secondo giro perché si tratta di 2 percorsi diversi. Il secondo tracciato avrà 8 ostacoli per 9 salti, sono 12 invece gli ostacoli previsti in questo percorso iniziale. Cioè l'errore è il secondo per Jean-Claude Vangenberg, che termina con 8 penalità. Dunque 3 binomi al termine di questo primo percorso e il primo è davvero squillante. Rodrigo Pessoa monta Richmond Park, già campione del mondo, 3 volte vincitore della finale di Coppa del Mondo, campione olimpico, il brasiliano Rodrigo Pessoa, figlio d'arte. Il padre Nelson, detto Neco, è stato un grande in questa disciplina, può essere considerato un testimonial ideale per questa disciplina sportiva. Rodrigo Pessoa, Richmond Park, che già è stato il più veloce nella categoria tempo di qualificazione, una fatica supplementare per lui. Domani cambierà cavallo il fuoriclasse brasiliano, che ha una predilezione per il nostro paese e direi che è un affetto ricambiato perché è un beniamino del pubblico non soltanto di Verona. Ci tiene a fare bella figura qui, dove ha vinto con Lianos, che tutti ricorderete, di proprietà del cavaliere Vittorio Orlandi, che proprio questa mattina ha presentato il suo libro. Bene sulle tavole, dovrà anche cercare di essere veloce, c'è un brivido sull'Oxer numero 8 se vorrà entrare fra gli ultimi e avere dei punti di riferimento sul secondo percorso. Rodrigo, ultima addirittura, che comincia con la doppia gabbia e ha il suo epilogo sull'Oxer numero 12. Un'occhiata anche al tempo, il netto era dato per scontato, 61,10, dunque è in seconda posizione alle spalle di Albert Zoer per l'Olanda in sella Lincoln. Pessoa si inserisce in seconda posizione. Annotiamo comunque il 16° netto della giornata ed ora la giovanissima Judy Ann Melchior per il Belgio, monta Levisto Z, cavallo stallone di 8 anni Holsteiner. Linea a Roata. Sì, Rodrigo, sempre tutto bene verso il Gran Premio di domani. Sì, certo, il cavallo ha saltato bene, l'importante.
Vediamo nel secondo round. Sì. E restiamo in qualche modo in casa Pessoa, perché la giovanissima Amazzoni che vedete impegnata su questo bellissimo, simpaticissimo grigio è seguita nella sua evoluzione tecnica proprio da Nelson, da papà Nelson Pessoa, che ne ha parlato molto bene. Oltretutto Judianne Melchior è rampolla di una famiglia importante in questo settore, per cui anche a disposizione un parco cavalli notevole. Seguiamo il percorso e poi cederemo nuovamente la linea al collega Roata. Per ora è un percorso senza macchie, ha dimostrato già in diverse occasioni la giovane Judianne Melchior di avere grinta, coraggio, affronta sempre con il piglio della veterana questi percorsi che per lei costituiscono comunque un test probante per le prime volte di fronte a impegni di questo rilievo. Ultima addirittura, doppia gabbia, bene sul secondo elemento, bene anche in uscita, ancora un Oxer da superare, grande soddisfazione per Judianne Melchior che non tradisce emozione, lei la numero 17 a entrare al secondo percorso e davvero ha reagito con l'impassibilità di una veterana. Linea Roata. Del gran maestro che segue questa Amazzone, e noi siamo proprio con Nelson Neco Pessoa. Lei è tranquillissima, lui è agitatissimo nel seguire. Sì, sì, è uno dei suoi primi Gran Premio che sta facendo, è un cavallino giovane, c'è 8 anni, e bene, teniamo una certa aspettativa, però è un'Amazona e un cavallo con molto futuro. Monumento vivente del salto ostacoli, Neco Nelson Pessoa, è auricolato, Claudio. Se ci fosse la possibilità di una lotta testa a testa fra Judianne Melchior, che è sotto la sua ala protettiva, e il figlio Rodrigo, da che parte si schiererebbe Nelson? In questo caso dalla parte della ragazzina, perché merita vincere una gara da inizio di carriera, e Rodrigo già ce n'è abbastanza. Poi Rodrigo ha già vinto tutto. Grazie a Neco. Ed ora Marcus Beerbaum monta Le Mans, un cavallo di 10 anni. Marcus Beerbaum ha già vinto una categoria qui in questa edizione del concorso veronese. Grande successo per la Fiera Cavalli anche quest'anno, e probabilmente sarà battuto il record delle 130.000 presenze in 4 giorni. Oggi veramente una grande ressa per entrare, una fila ai cancelli di ingresso della fiera, nonostante la giornata non sia proprio clemente dal punto di vista meteorologico, giornata grigia, umida, a tratti anche piovosa. Seguiamo comunque l'ultimo binomio in gara in questo percorso base. Ci sono 4 penalità per Marcus Beerbaum nel tempo di 62 e 68. Dunque la seconda manche sarà a disposizione di 17 binomi. Vi ricordo soltanto i cavalieri e le Amazzoni. Per l'Olanda Leopold Van Asten, per la Grecia Danai Zatsu, per l'Italia Gianni Govoni, per l'Olanda Wim Schröder, per l'Irlanda Conor Swail, per la Svezia Sven-Goran Bengtsson, per la Germania Lars Nyberg, ancora per la Germania Marco Kutscher, poi lo svizzero Steve Gerda e il connazionale Marcus Fuchs, ancora per l'Italia Ionella Ligresti, poi per l'Olanda Albert Zoer, che è stato anche il più veloce, dunque entrerà per ultimo, Nina Jonsen per la Norvegia, Ludger Beerbaum, un altro tedesco, quindi Tina Lund per la Danimarca, Rodrigo Pessoa per il Brasile e l'abbiamo appena vista la giovane promettente Judianne Melchior per il Belgio. Adesso ci sarà un intervallo che servirà a Giovanni Busso e ai suoi collaboratori per predisporre il percorso del secondo tracciato e poi ci tufferemo proprio nel pieno di questa gara splendida. Ancora la linea Roata. Sì, se la prende comoda con l'esperienza che ormai tutti conoscono, Gianni Govoni, ed è qui a ragionare su quel che sarà il resto, no? Sì, sto guardando un po' gli ostacoli che tolgono per
per vedere dove poter un po' passare, perché sono parecchi zeri e gente che sicuro non la prende calma. A volte si parla, quando ci sono i 2 round e così, quasi di un barrage, stavolta è davvero un altro round e tanti binomi, il percorso non era falcidiante. No, ma era un percorso difficile, ma c'erano dei buoni cavalli e dei buoni cavalieri. A questo punto ti lasciamo andare. No, non No, ancora. non lo lasciamo andare. Non ancora, anche perché entrerà per terzultimo. E quindi ne approfittiamo. E volevo chiedere a Gianni se il fatto che partirà fra gli ultimi, avrà dopo di sé soltanto Rodrigo e Albert Zoer, può essere un vantaggio, anche se abbiamo visto che in gare di questo tipo spesso e volentieri chi entra per primo, lo ha fatto l'altro giorno Marcus Berbaum, poi non deve fare tanti calcoli, pigia sull'acceleratore, pensa soltanto ad andare bene e quindi può essere un vantaggio qualche volta. Gianni non mi ascoltava. Forse no, non allora sentivo. Gianni, volevo chiederti se per te il fatto di entrare per terzultimo in campo al secondo giro può essere un vantaggio. Avrai dopo di te soltanto Rodrigo Pessoa e Albert Zoer. Sì, diciamo è un vantaggio sicuro partire negli ultimi in queste gare a 2 manche. Il mio è un cavallo giovane, sicuramente proverò a fare la gara perché sono qua, però è un cavallo giovane, potrebbe succedere anche che mi fa un errore inizio percorso, potrebbe, insomma, però sicuro provo. Gianni, di solito i tuoi cavalli seguono un po' quello che è il tuo temperamento, non ti ho mai visto andare piano con nessuno, un po' per le caratteristiche dei saltatori che sono sotto la tua sella, un po' perché è proprio una tua forma di combattività agonistica. E il tuo cavallo del momento pensi che sia in grado di esprimere anche rapidità? L'abbiamo visto preciso sugli ostacoli. Beh, diciamo è un cavallo che quest'anno ad Arezzo in primavera ho già vinto un gran premio di un internazionale in un barrage abbastanza, diciamo, folto con dei cavalieri, un cavallo che è veloce, ha un galoppo, riesce a levare molti tempi di galoppo ed è un cavallo rispettoso. Può essere successo, lo diciamo usando il gergo della televisione, che le telecamere fossero impallate dagli addetti che coi trattori stanno febbrilmente allestendo il secondo percorso di gara, questo a beneficio di tutti, naturalmente raccontando che noi abbiamo pescato Gianni Govoni nella tribuna Cavalieri, dove appunto lui, bello comodo, se la sta godendo in attesa di rientrare in gara. È ancora con te, se vuoi, Claudio, per l'ultima domanda. Sì, più che una domanda, un augurio. È da tempo che diciamo che Gianni è uno dei migliori cavalieri nel panorama internazionale, l'augurio è quello di rivederlo con sotto la sua sella una cavalla magari come Las Vegas o come Avinia, perché certamente Gianni non ha molto da invidiare ai migliori del mondo. Comunque adesso lo lasciamo andare perché sarebbe anche bello portare a casa questo piccolo Gran Premio, no? Grazie Claudio. Intanto ti passo il siparietto giusto alle nostre spalle, raccontando quello che era stato poco fa. Proprio dietro a noi, dove c'è Gianni, c'è Nelson Nego Pessoa, Rodrigo Pessoa e la giovanissima Melchior, che è lì, che se la racconta in attesa di questo secondo round, sempre nel segno dei protagonisti. Eccoli lì, Nelson che parla con Rodrigo e sotto la giovanissima protetta del grande Neco Nelson Pessoa. Intanto c'è arrivato il nuovo ordine di ingresso, per primo vedremo Wim Schröder, poi Tanay Tsatsu, Ionella Ligresti, Lars Nieberg, Tina Lund, Steve Gerda, Nina Jonsson, Conor Swale, Ludger Berbaum, Leopold Van Asten, Judian Melchior, Marco Kuscher, Marcus Fuchs, Rolf Horen Bengtsson, Gianni Govoni, Rodrigo Pessoa, Albert Zoer. E dobbiamo dire che questa gara si è tinta anche un po' di rosa, perché abbiamo diverse amazzoni all'episodio conclusivo, Danai Tsatsu, Ionella Ligresti, Tina Lund, poi abbiamo visto anche Judian Melchior e lo abbiamo ripetuto in tantissime circostanze. L'equitazione è una delle poche discipline in cui uomini e donne gareggiano assolutamente alla pari, spesso e volentieri il gentil sesso, se può essere definito così, lo facciamo unicamente per cortesia, ha messo sotto i colleghi maschi. È accaduto per esempio nell'ultima finale di Coppa del Mondo a Las Vegas, dove la migliore di tutti è stata proprio Meredith Michaels
Bermaum. Intanto abbiamo un piccolo blob che è stato confezionato dalla nostra squadra esterna, dal nostro settore RVM, che ci ripropone alcune disavventure. Abbiamo visto rifiuti, poi errori, un collage simpatico, anche se magari i cavalieri non lo amano molto, perché questi sono i momenti più difficili di un percorso. A noi certe volte sembra tutto molto molto facile, e invece non è assolutamente semplice arrivare a casa senza errori, senza disavventure. Intanto mi pare che Giovanni Busso e i suoi collaboratori siano stati molto molto solerti, il campo è già stato preparato e dunque diamo un'occhiata al secondo percorso. Queste sono le caratteristiche. Allora, 8 ostacoli per 9 salti, rimane una combinazione, una gabbia. Gli ostacoli sono gli stessi del primo percorso, si parte con l'11B, il 12, il 14 che è l'unico che non era presente nel primo percorso, poi l'1, il 2, del 3 che originariamente era una gabbia, rimangono entrambi gli elementi 3AB, poi il 5 e il 7, dunque un solo ostacolo nuovo, il numero 14, che è un verticale di 1,55 m. La lunghezza del tracciato è di 340 metri, la velocità è di 350 metri al minuto, il tempo accordato di 59 secondi, il tempo limite di 118 secondi. Ora è tutto pronto per l'ingresso in campo del primo binomio. Non sarà difficile fare i calcoli, in quanto tutti i qualificati si presenteranno in campo con il netto al primo giro. Dunque è una gara che potrebbe fare classifica di per sé, indipendentemente da quanto accaduto in precedenza. Tutti a zero, ben oltre il 25%, sono 17 invece dei 9 previsti. Dunque una mano piuttosto dolce da parte del direttore di campo, che ha voluto rendere lo spettacolo aperto a tanti. Dunque è già pronto Wim Schröder per l'Olanda in sella a Eurocommerce Berlin. Già i vari cavalieri avevano la necessità di andare abbastanza veloci per due motivi: primo, per non superare il tempo accordato, ovviamente poi ci sarebbe stata penalità, e poi per garantire un ingresso ritardato in campo per avere dei punti di riferimento. Ora l'andatura riveste un'importanza ancora superiore, perché in caso di parità di penalità classificherà il tempo impiegato per superare questi 8 ostacoli. Il grigio Eurocommerce Berlin, uno stallone grigio di 11 anni e di origine tedesca, è un Holsteiner. Cavalli tedeschi che dominano, monopolizzano la scena internazionale e riescono a vincere non soltanto nel settore del salto ostacoli, anche in quello del dressage del completo, magari sotto la sella di cavalieri non tedeschi. Intanto sono 4 le penalità per Wim Schröder. Si è qualificata a sorpresa Danae Zatsu per la Grecia in sella Robel Zed, una Amazzone che ha praticamente girato l'Europa a pochi mesi dall'inizio delle Olimpiadi in Grecia, proprio perché teneva a fare bella figura nel suo paese nell'appuntamento a 5 cerchi. Le cose non sono andate benissimo là, però la ragazzina ci ha preso gusto e ora è frequentatrice abituale dei concorsi più prestigiosi, ed è per lei una bella soddisfazione essere qui nell'elite di questo piccolo Gran Premio. E a proposito di grandi premi, domani quello che assegnerà i punti per la Coppa del Mondo, unica tappa italiana, quella di Verona, e la terza per la Lega dell'Europa occidentale, dopo quelle di Helsinki e di Oslo. A bersaglio in queste prime due Engelmann e Gerko Schröder.
Molto lenta Danae Zatsu, che ha già commesso un errore evidentemente paga del risultato fin qui raggiunto. Non vuole chiedere altro al suo Robel Z, che si è comportato bene in questo pomeriggio veronese. Superate anche le tavole, il tempo di 53,68, restano 4 le sue penalità. Dobbiamo ancora annotare il primo doppio netto di questa categoria. Per l'Italia Ionella Ligresti monta quinta. Abbiamo visto un Amazzoni milanese raggiante dopo il netto di poco fa. Ora, se possibile, deve fare un ulteriore salto di qualità, dimostrare che anche una velocità più elevata, tentando il tutto per tutto, prendendo dei rischi, riesce a essere precisa sugli ostacoli. D'altronde quinta ha risposto, questa noverana di 8 anni, alla grande fino a questo momento. Purtroppo è arrivato l'errore sul verticale bianco e viola dedicato alla Federazione Equestre Internazionale, ed ora affiora probabilmente anche un po' di stanchezza, perché l'errore è replicato sull'elemento d'ingresso della gabbia, quella che è rimasta l'unica combinazione del percorso. E conclude con 8 penalità nel tempo di 52,02. Adesso tocca a Lars Nyberg, però linea roata. Sì, appena saremo con Ionella Ligresti, il primo errore, anzi il secondo, che poi è venuto, come dicevi, probabilmente per somma di delusione rispetto alla prima penalità. Ancora non vediamo Ionella Ligresti col suo noverano di 8 anni, quinta, che comunque sta facendo molto bene, tante soddisfazioni ha regalato fino a questo momento a Ionella Ligresti, che probabilmente, mentre si apre il cancello da sola, sognava il doppio zero, sognava. Assolutamente lo sognavo, ma va bene lo stesso, grazie. A te, Claudio. Lars Nyberg, per ora comando della classifica provvisoria Wim Schröder con 4 penalità, però è facile ipotizzare che ci saranno diversi doppi netti, per cui probabilmente scivolerà in classifica, ma non precorriamo i tempi. Seguiamo uno dei migliori cavalieri tedeschi, grande grinta per Lars Nyberg, che domani in Gran Premio cercherà il bis dopo aver già primeggiato qui a Verona in Coppa del Mondo. Avete visto una girata in prossimità della gabbia che poteva costare cara, probabilmente ha guadagnato qualche decimo di secondo prezioso e ci prova fino in fondo il cavaliere tedesco. C'è grande rivalità anche all'interno dei cavalieri di Germania. Arriva il primo doppio netto, 0 le penalità per Lars Nyberg nel tempo di 43,11. Dunque d'ora in avanti chi vorrà aggiudicarsi questo piccolo Gran Premio non dovrà commettere errori sugli ostacoli e dovrà essere più veloce rispetto al 43,11 di Lars Nyberg. È un tempo veramente eccellente. Pensate che in precedenza il più veloce era stato Wim Schröder con 47,11, esattamente 4 secondi in più rispetto al tedesco. Una grande cadenza quella imposta da Lars Nyberg, che è conscio di avere dopo di sé avversari agguerriti e dunque in qualche modo ha chiuso gli occhi, ha tirato dritto per la sua strada, senza strategie, senza tattiche, soltanto il piede affondato sull'acceleratore, per usare un termine ovviamente caro a Riccardo Patrese, che sta seguendo la gara in tribuna. Intanto il cavallo di Tina Lund
Zamiro ha perso un ferro in campo prova e dunque ora toccherà a Steve Gerda per la Svizzera in sella ad Hermès Rouge. Naturalmente Nina Jonsen non perde la possibilità di affrontare il secondo percorso, deve soltanto ricorrere al maniscalco e cede il passo per il momento a Steve Gerda, medaglia d'argento a squadre all'Europeo di San Patrignano con la Svizzera. Figlio di Philippe, già cavaliere di livello internazionale, Steve è uno dei più promettenti. Tra l'altro molto giovane, nato nel 1982, ha partecipato anche ai giochi di Atene. Nel 2003 anche un bronzo con la squadra agli europei di Benawashing. È già arrivato il primo errore, 4 penalità per il cavaliere elvetico, che rischia anche sull'ingresso della gabbia, ma non c'è errore. Parte conclusiva del percorso. Superate le tavole, il rush conclusivo 45-42 era abbastanza veloce, ma pesano quelle 4 penalità. Dunque sempre al comando Lars Nyberg, per ora l'unico a non commettere errori sui 2 percorsi. In seconda posizione proprio Steve Gerda, a precedere Wim Schröder, Danai Zatsu, Ionella Ligresti. Ma adesso tocca a Connor Swail, a meno che non sia pronta Tina Lund. Dovrebbe essere stato rimesso il ferro perso da Zamiro. Ancora qualche istante, anche lo speaker ufficiale Roberto Martuscelli non ha ancora dato comunicazioni. Forse toccherà proprio a Tina Lund. Se ci saranno ancora problemi per Zamiro, sarà la volta di Nina Jonsen. Che dovrebbe essere la prossima concorrente sul Favoritas, a meno che non sia già pronto il cavallo di Tina Lund, Zamiro. A sorpresa stiamo a vedere chi entrerà in campo. Ecco la classifica provvisoria e sembra che sia pronta Tina Lund con Zamiro, dunque il ferro a posto. Vi ricordo che i concorrenti hanno la possibilità di rifinire il riscaldamento in un campo prova che è proprio adiacente al campo ostacoli, e qualche volta si registra inconveniente. In questa circostanza Zamiro ha perduto un ferro. Roata. Sì, è così, fino all'ultimo l'hanno assistita e deve ancora però risolvere il problema. Ma non è Tina Lund, e ancora ci sono problemi per Zamiro. Dunque seguiamo Nina Jonsen con Favoritas per la Norvegia. Errore su questo Oxer arcobaleno, poi replicato sul verticale di barriere. Evidentemente la stanchezza si fa sentire, un pomeriggio lungo per tutti i concorrenti. Ora la Mazzone è attesa dalla gabbia, se la cava egregiamente e ora andrà a concludere. Ha già 12 penalità.
fardello pesante che non le permette di avvicinare il leader provvisorio Lars Nyberg. Conclude con 12 penalità nel tempo di 48,70. Vai Lorenzo. Ti confermavo in effetti prima, adesso sì è il momento. Prima avevo detto c'era ancora qualche problema e quindi hanno preferito dal campo prova mandare in gara la Jonsen. Adesso è il momento di Tina Lund. In effetti ecco la chioma bionda di Tina Lund con Zamiro, problema risolto. Attacco dunque a Lars Nyberg e a Four Keeps che sono al comando con doppio netto in 43,11. Tina Lund per la Danimarca. Amazzone che ha partecipato alla fase finale della Coppa del Mondo 2005 a Las Vegas con Andante per il loro 23esimo posto. L'abbiamo vista anche agli europei di San Patrignano, 22esimo posto, manca l'acuto, però certamente non è facile a livello d'eccellenza. Molto insidioso anche per la posizione in cui è collocato quel verticale di tavola e barriere dedicato alla Federazione Equestre Internazionale. Tavole, errore anche qui. Problemi sui verticali per Zamiro e per Tina Lund. 8 le penalità nel tempo di 47,30, abbastanza sconsolata l'amazzone danese. Ed ora tocca all'irlandese Conor Swail che monta Rival. Nato nel 1971, ha partecipato a 11 Coppe delle Nazioni per il suo paese, 2 le vittorie. In questo 2005 alcuni piazzamenti a Copenaghen, è venuto anche nel nostro paese, a Napoli, Cervi, a Modena. Ama viaggiare perché è stato anche a Wellington, autentico giramondo come del resto tutti i protagonisti del circuito internazionale. Conor Swail e Rival. Da battere il 43-11 di Lars Nyberg. Un'esitazione in prossimità del verticale di barriere e qui poteva costare cara, non c'è stato errore proprio per un soffio. Bene invece sul verticale Fei che ha costituito un'insidia per diversi concorrenti. Vedete nel tratto piano sollecita il proprio cavallo Rival Conor Swail per guadagnare qualche decimo che potrebbe rivelarsi prezioso. In effetti è un bel percorso quello del cavaliere irlandese, 44,20, per pochissimo non riesce a scalzare dalla prima posizione Lars Nyberg, 44,20, che comunque vale la seconda posizione provvisoria. 2 i doppi netti, quello di Lars Nyberg il più veloce in 43,11 e quello dell'irlandese Conor Swail 44,20, ma si può ancora fare meglio e questa sarà probabilmente l'idea dell'oro individuale alle Olimpiadi di Barcellona. Il tedesco Ludger Beerbaum che monta Enorm, un cavallo di 8 anni di origine tedesca, un annoverano. Per leggere il palmarès di Ludger Beerbaum occorrerebbe una giornata intera. Medaglia d'oro a squadre alle Olimpiadi di Sydney, ancora prima oro a squadre ad Atlanta con Ratina.
precedenza Gold Fever, poi ancora andando indietro a Barcellona abbiamo ricordato oro individuale in sella Classic Touch, e a Seul ancora un oro a squadre con The Freak. Cambiano i cavalli, resta sempre Ludger Beerbaum, che ha ottenuto la medaglia d'oro ai mondiali di Roma nel 98, ancora prima all'Aia nel 94, 42 e 95. E una volta tanto non siamo stati smentiti nel nostro facile pronostico. 42 e 95 la classe di Ludger Beerbaum, netto in 42 e 95, che diventa il nuovo tempo da battere, soltanto 16 centesimi fra Ludger e il connazionale Lars Nyberg. E lo ripetiamo ancora una volta, Rodrigo Pessoa a parte, la lotta più spietata è proprio all'interno della squadra tedesca, una rivalità che è preziosa e salutare per progredire. Infatti quando si hanno nel proprio paese avversari scomodi, molto agguerriti, non si può mai avere cali di tensione. D'altronde abbiamo visto che la Germania può permettersi di schierare più squadre competitive. A San Patrignano Ludger Beerbaum è stato addirittura relegato in panchina, per usare un termine calcistico, era riserva di una squadra che ha comunque conquistato l'oro nel campionato continentale. Nuovo leader Ludger Beerbaum con Enorm, e adesso tocca per l'Olanda a Leopold Van Asten, monta VDL Group Jukebox. Sentiamo che musica suonerà il cavallo di Leopold Van Asten, che è stato presente all'Olimpiade di Atene, quarto con la sua squadra. Sta rischiando tantissimo ed è ancora netto il suo percorso. Vedete un guanto di sfida lanciato a Ludger Beerbaum da parte di Leopold Van Asten, che non si rassegna. 43-08, è una gara fantastica. È in seconda posizione dietro Ludger Beerbaum, ma riesce a scavalcare Lars Nyberg. Che gara, signori! Allora, al comando Ludger Beerbaum 42-95, ma sono tutti lì in un battere di ciglia. 43-11 per Lars Nyberg, 43-08 ora per Leopold Van Asten. Ora Judy Ann Melchior, la bambina, la ragazzina 19enne che cerca di inserirsi, di trovare uno spazio fra i giganti. Vedremo se ne riuscirà schiacciata oppure se avrà la personalità per reggere la pressione. Vediamo che come un computer ripassa la lezioncina, riguarda il percorso per non commettere errori banali. A bordo campo il suo istruttore Nelson Pessoa. Bella l'immagine che ci è proposta dalle telecamere dell'esterna 1 di Bologna, anche perché il musino di Levisto Z è veramente fra i più simpatici visti qui a Verona. Un cavallo da prendere, da portare a casa, perché sprizza simpatia. E vedete, non si limita a una gara di contenimento, le basterebbe fare bella figura, avrebbe già ottenuto un buon risultato, e invece cerca di sfidare i mostri sacri. Guardate con quanta energia spinge ancora nel tratto piano per affrontare l'ultimo segmento del percorso. Comunque vada, ci saranno applausi per questa 19enne splendida, davvero meraviglioso il suo percorso. Carezze intanto per Levisto Z, quinto posto in 45 secondi netti, non poteva davvero fare di più. Linea Roata. Che gara la Nigna, Pessoa. Sì, molto bene, è stato veramente fantastica. Grinta assolutamente attaccato senza nessun timore verso i grandi che sfidano. No, niente, so per l'ultimo ostacolo che ha preso un pochettino troppo di precauzione, ma è normale per fare un pochino di esperienza. Se viene diretto per l'ultimo
poteva avere, e sta con 42 secondi. La stoffa È c'è. molto severo, Nelson. Dice Icardi che lei è molto severo nei confronti della sua ragazza. Bene, si deve stare, per attaccare questo campione lì a uno bisogna, c'è molta severità. Impallati tra l'altro dal cavallo di Berbaum. Sì, dicevi Claudio, al volo ancora se vuoi. No, va bene così. Va bene così. Certo, però ne ha di tempo per Ne ha di tempo, dice Icardi, per migliorare. togliersi delle soddisfazioni. Corre a fare i complimenti alla sua amazzone. Marco Kuscher per la Germania in sella a Kesch, cavallo di 9 anni, uno Steiner, e fin dalle prime battute si vede chiaramente quale sia l'intento di Marco Kuscher, campione europeo, che non vuole cedere il passo di fronte a Ludger Beerbaum, però certamente se si prendono rischi del genere poi è inevitabile che qualche errore arrivi. E guardate il tempo, 41,84, senza quell'errore si sarebbe portato al comando della classifica. È una gara bellissima, certamente la più bella vista in questi giorni iniziali del concorso veronese. Galeotto davvero questo errore, altrimenti Marco Kuscher avrebbe messo una serissima ipoteca sulla vittoria finale. Invece sono 4 le penalità per lui e continua lo spettacolo con lo svizzero Markus Fuchs, monta Royal Charmer. Bella anche l'inquadratura per questo cavallo di 9 anni, uno fra i più belli presenti qui a Verona. Anche Markus Fuchs non è atleta che si rassegni facilmente. Vediamo se Royal Charmer avrà nelle gambe la brillantezza per insidiare Ludger Beerbaum. No, perché è già arrivato il primo errore e dunque diminuirà il ritmo ovviamente di Markus Fuchs, che comunque può far fare ulteriore esperienza al proprio saltatore. Dopo Royal Charmer vedremo ancora Grandina, Loro Piana Joyeux d'Opale, Richmond Park e Lincoln a chiudere. Rimane isolato quell'errore, 43-31, era anche molto veloce Markus Fuchs, settima posizione per lui con 4 penalità. Ora per la Svezia, Rolf-Göran Bengtsson, monta Grandina, femmina di 9 anni. 2 cavalli ottimi per il cavaliere svedese, proprio Grandina che vediamo inquadrata e McKinley già sotto la sella di Jerry Smith. Rolf-Göran Bengtsson già un palmarès di assoluto livello con la medaglia d'argento a squadra alle Olimpiadi ateniese e poi nel campionato del mondo giovani cavalli una medaglia d'oro individuale alla Naken nel 98. Non ha brillato nell'europeo di San Patrignano. Sta galoppando, d'altronde quasi nessuno piace essere battuti, questa è una banalità, ma va considerato il fatto che non tutti tirano all'ultimo buco, come si dice. Invece Rolf-Göran Bengtsson dimostra di voler tentare la risalita, ma non basta la sua velocità. 43,84, vale soltanto il 4° posto e rimane sempre in testa Ludger Beerbaum con Enol. E adesso tutto il tifo del padiglione di Verona che si sta riempiendo. Domani è atteso il pienone per Gianni Govoni con Loro Piana Joyeux d'Opale, il francese di 8 anni. Ha già dichiarato Gianni che proverà
a rendere dura la vita agli avversari, però certamente il 42,95 di Ludger Beerbaum è un tempo davvero difficile da battere. Ha anche premesso Gianni che, tentando fin dall'inizio di imporre un ritmo sostenutissimo, c'è la possibilità di qualche errore nella parte iniziale. Così è stato, purtroppo è stato buon profeta, c'è l'errore sul Oxer arcobaleno. Non so se Gianni spingerà sull'acceleratore a questo punto, però sarà comunque interessante vedere il suo riferimento cronometrico. Bene sulla gabbia, un'aggiustatina al cap prima di affrontare la parte conclusiva del percorso. Superate le tavole dal cavaliere emiliano, 4 penalità nel tempo di 43-42, probabilmente senza quel inconveniente che praticamente lo ha indotto a più miti consigli. Il tempo sarebbe stato ancora migliore. Intanto Gianni Govoni è in 9ª posizione. Linea Roata. Provato, tu ci hai provato. Sì, è che pensavo che i 6 tempi dall'1 al 2 mi venissero più lunghi, forse ho saltato troppo forte il numero 1, ho dovuto riprendere sul numero 2, però ok, sono contento per il cavallo. Troppa foga dunque, l'aveva preannunciato dall'inizio. D'altronde, se si vuol vincere una gara del genere non si può tergiversare fin dalle prime battute, fin dai primi tempi di galoppo, e così si sta comportando l'ex campione del mondo, campione olimpico, 3 volte vincitore della finale di Coppa del Mondo, Rodrigo Pessoa, con Richmond Park, che ha già dimostrato di saper galoppare nella categoria di qualificazione. È stato il più veloce. Avete visto che però Rodrigo Pessoa ci sta mettendo del suo con una girata davvero diabolica. Non vuole arrendersi prima del tempo a Ludger Beerbaum. Nel tratto piano scalcia Richmond Park, che è atteso dall'ultimo ostacolo. 39,90, signori, Rodrigo Pessoa. È una sfida fra assi, forse nemmeno lui ci credeva. Infatti avete visto la sua smorfia quando ha dato un'occhiata al tabellone luminoso. Carezze per Richmond Park. Abbiamo visto quello che si dice un binomio affiatato, un grande cavallo, veloce, preciso, rispettoso, disponibile, ma un grandissimo cavaliere. Una sfida fra big. Ludger Beerbaum scavalcato da Rodrigo Pessoa. Linea Roata. Spettacolo, spettacolo Pessoa. Sì, bene, il cavallo ha fatto tutto veramente bene. E domani Pessoa contro i tedeschi. È un altro cavallo. Con un altro cavallo, naturalmente. Al volo raccolgo anche la gioia di Nelson, ed è l'ultima volta che sentiamo Papa Nelson di quest'oggi. Allora, si doveva fare il tifo per la giovane Melchior, è andata bene. Rodrigo, il solito Rodrigo. Sì, perfetto. È stato un barraggio sensazionale. Prese 3 secondi a Beerbaum, è veramente straordinario. Avanza ancora qualcosa a te, Claudio? No, grazie, seguiamo Albert Zoer perché ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo, però la gara non è ancora finita. Ultimo binomio in campo per l'Olanda, Albert Zoer con Lincoln, uno stallone di 12 anni di origine olandese, e noi, proprio rapiti dalla bella sfida fra Ludger Beerbaum e Rodrigo Pessoa, abbiamo un po' trascurato l'ultimo concorrente, che però ha diritto di giocare fino in fondo tutte le proprie carte. Chissà che non arrivi anche la sorpresa, anche se il tempo messo a segno da Pessoa è veramente ottimo. Ha sfondato la barriera dei 40 secondi, 39,90, un abisso fra lui e gli altri. Pensate, 39,90 per il brasiliano, 42,95 addirittura per il secondo in classifica, che è Ludger Beerbaum. Attenzione però ad Albert Zoer, che è molto veloce, 37, 38 e 60, e con i cavalli non si può mai dire è finita. Albert Zoer dà una grandissima delusione a Rodrigo Pessoa e a Ludger Beerbaum, li relega alla seconda e terza posizione. Incontenibile l'entusiasmo del cavaliere olandese, che
probabilmente non crede ai suoi occhi, non si aspettava un risultato del genere, magari si aspettava di poter vincere una categoria qui a Verona, ma non una gara così tirata, e diciamo che i battuti si chiamano Rodrigo Pessoa e Ludger Beerbaum. Poi più indietro troviamo Leopold Van Asten, Lars Nyberg, Rolf Goran Benson, Conor Swail, Julian Melchior, Marco Kuscher, Marcus Fuchs e il primo degli italiani che è 11° Gianni Govoni. Buono comunque il suo comportamento. Albert Zoer dunque ha messo tutti nel sacco e in questa circostanza si è rivelata esatta la teoria per cui chi entra in campo per ultimo ha un vantaggio notevole. Albert Zoer sapeva che non doveva commettere errori agli ostacoli, aveva anche un riferimento preciso nel tempo che sembrava già imbattibile di Rodrigo Pessoa, ce l'ha fatta, ha buttato, come si dice anche abusando di questa formula, il cuore oltre l'ostacolo ed è riuscito a ottenere una delle più belle vittorie della sua carriera. Piccolo Gran Premio dunque che prende la via dell'Olanda, interrotta la egemonia brasiliano-tedesca. Dunque Albert Zoer in sella a Lincoln riesce a mettere in fila Rodrigo Pessoa a Richmond Park, Ludger Beerbaum con Enorm, ma domani saranno altri cavalli, sarà, come ha anticipato Rodrigo, un'altra storia, e la regista Anna Cristina Giustiniani approfitta dei minuti che mancano prima della chiusura del collegamento per riproporre proprio questo fantastico percorso. Non credo che avremo la possibilità di rivedere anche Rodrigo perché siamo proprio in chiusura. Comunque godiamoci questo splendido percorso fatto di coraggio, di affiatamento fra cavaliere e animale, di sintonia, e questo è il bello dell'equitazione, veramente una pagina da ricordare, anche se si tratta soltanto del piccolo Gran Premio. Domani nel Gran Premio di Coppa del Mondo saranno scintille e questa volta sarà proprio Rodrigo Pessoa ad entrare in campo per ultimo. Speriamo davvero in un buon comportamento da parte dei cavalieri italiani. Intanto cala il sipario anche su questa giornata della Fiera Cavalli, che ha registrato un altro successo dal punto di vista delle presenze, ci si avvia verso il record. È ancora presto per parlare di premiazioni, dunque siamo proprio in chiusura. Appuntamento a domani per il Gran Premio. Grazie all'Esterno 1 di Bologna, a Cristina Giustiniani e a Lorenzo Roata. Appuntamento a domani a tutti, la più cordiale buonasera.